Tempus pro nois, il nostro tempo, una frase, un modo di dire che racchiude concetti e significati per noi fondamentali. Il Coro Ilune vanta oggi un'esperienza corale maturata in quasi 30 anni di attività, durante i quali ha partecipato ad eventi regionali, nazionali ed internazionali, confrontandosi con formazioni europee ed oltreoceano e ricevendo numerosi riconoscimenti. Facciamo orgogliosamente parte del mondo della coralità di ispirazione popolare, alla costante ricerca di nuove strade e sperimentazioni, senza mai perdere di vista quel filo conduttore che ci lega alla nostra identità. Quest'anno ci troviamo a portare avanti un progetto ambizioso, un traguardo importante. Per la prima volta il coro si presenta in concerto accompagnato da una grande orchestra composta da oltre 30 elementi. Un progetto complesso e impegnativo, ma fortemente voluto, che diventa realtà grazie al lavoro del nostro direttore Alessandro Catte, che segue ed è parte del coro fin dai suoi inizi. Tempus pro noi racchiude tutto questo, la nostra storia, la nostra esperienza e la nostra passione, messe a disposizione e dedicate interamente a voi che ci seguite e che questa sera siete qui in teatro per ascoltarci. Tempus pro noi si è potuto realizzare grazie all'aiuto delle istituzioni, di aziende private e di tante singole persone che hanno creduto in questo progetto culturale, uomini e donne che credono nel Coro Ilune. Una citazione particolare va fatta alla Fondazione di Sardegna, che ha contribuito in maniera determinante. A tutti va il nostro più sentito grazie, con la speranza in futuro di ritrovarvi di nuovo al nostro fianco. Grazie e buon ascolto.
In una notte di luna piena giocano e danzano le fate. Si muovono lente, fluttuando nell'aria, scrutando ciò che le circonda. Si odono nuove voci, nuovi canti, nuove armonie, nuove manovre corali. Le loro note sono senza confini e portano fortuna. Le strofe sono di speranza, di pace, di intesa. Sono parole che ritornano, riaccendono antiche preghiere. Toccano e placano l'anima. Si stendono spargendo dolce armonia. Nel cuore c'è un amore nascosto, un passato da rammentare. Nel seno c'è una vita che nasce. Un mondo che viene da un cuore che pulsa. Siamo donne che cantano. Siamo donne che sognano. Siamo donne che vogliono. Siamo donne che fanno coro. Tempus pro nois. Le mamme sono tutto, sono la nostra essenza, il nostro vivere,
la nostra vita e sono la nostra forza. Sono tutto ciò che abbiamo pensato, che avremmo voluto essere, che avremmo voluto fare. Sono l'esempio di cui abbiamo bisogno. Resta il ricordo, il desiderio di rivederle, sapendo che dormono nell'altare accanto a Gesù. Si sono congedate in silenzio. Hanno lasciato il pane nella tavola e in casa restano la spola e il fuso. Hanno donato alla terra la ricchezza e quella preziosa saggezza che cadenza e guida il nostro vivere. Da noi avranno la fama, la nobiltà di un ricordo che resta indelebile. Mai le dimenticheremo. Per loro stima vera ed eterna riconoscenza.
È il mese di maggio. Dal monte spunta una luna bianca, serena, piena, luminosa. È come una candida rosa, tutto immobile, tutto è immutato. Da Monte Bardi a Monte Pruna tutto si illumina. Il chiarore disegna i contorni delle cose che ci circondano, che conosciamo bene. Solo a Badde Ombrosa persiste una tinta bruna. Io con tutta la mia anima inseguo il firmamento, le stelle, le luci del cielo. Ogni pena, ogni tormento del cuore diventa angoscia, perché per lei io vivo ogni momento. Mamma Spregade.
Mamme, pregate, pregate sempre, che la vostra supplica salga in cielo e consoli chi piange un'assenza. Pregate per l'amabile tesoro che non c'è più. Pregate per l'acqua dei fiumi che scende dal monte. Pregate perché la luce nel cuore ritorni a risplendere e le campane mute riprendano a suonare. Dal cielo si scorgono gli specchi di luce. Sono loro, sono i figli di Dio. Mandano baci e un nome sulle mie labbra risuona. Lo chiamo, il suo ricordo è un tormento. Il cuore palpita, implora e ritorna alla mente la sua dolce poesia, la sua voce e la rara armonia che spargeva. Voglio le grazie dal cielo, voglio il riso, il vento, il sole che sorge. Voglio galassie dentro il mio cuore. Voglio la vita che amo, voglio la luna che gioca. Mamme, pregate la stella che luccica, si stella lucente. Sarà sempre lì a consolare i vostri giorni e il vostro dolore, perché le nostre assenze, in realtà, vegliano su di noi.
Ave Maria, plena de grazia. Maria, proteggi la mia casa, la mia famiglia, i miei cari. Proteggi la mia terra che di te ha bisogno. Proteggi la mia gente che ogni giorno resiste, ogni giorno lotta. Dacci ciò che non abbiamo e ciò che non riusciamo ad avere. Donaci quello che ci serve per viverla con serenità. Santa Maria, prega per noi, per ciò che ci circonda, per la terra che ci hai donato, per questo sole che riscalda i nostri giorni, per la messe e per tutto quello che vorrai donarci. Proteggici, sostienici nel dolore, allietaci con la gioia, perché tu e solo tu sei la nostra madre, sei il nostro punto di riferimento, sei il nostro bene. Santa Maria, Mama Deus, prega pro nobis pecadores, como e in soressa nostra morte. Amen.
In quell'angolo di casa ero solita cantare nuove trame, parole ricamate con fili di seta. Il tempo passava sereno, la fatica del giorno era lieve. Il mio paese si ergeva dai graniti delle alture, sventolando con orgoglio la sua bandiera. Ora non uso più ago e filo. In quell'angolo di casa mi manca la forza e sgrano un rosario di preghiera. Non vedo più gli antichi sapori. Quei lampi di luce si sono come persi nell'aria. Davanti a me ci sono solo campi d'argento dove riposano i fiori. Adesso custodisco in seno un sogno, un canto rimato, una poesia. In quell'angolo di casa saranno solo le mie parole che mi faranno compagnia.
Addio, amore mio, addio. Mi lasci nel pianto, con gli occhi sfiniti. Il mio cuore è affranto. Addio, addio ai miei sogni. Mi resta solo questo canto di tutto ciò che avevo. Ora c'è solo freddo e paura. E aspetto quel mattino che ritornerai da me, perché sono come un sole che cade e sarà primavera, i fiori ci sorrideranno, perché quel giorno ci sarai tu, lontano da me. Non sei, ma sento il tuo abbraccio, perché tu sei qui insieme a me. Mi stringi la mano e lo aspetti quel giorno. Addio, amore mio, addio. Mi lasci nel pianto con gli occhi sfiniti.
Padre del paradiso, Signore del creato, che tu sia sempre lodato, o Padre eterno. Del cielo hai il governo, della terra la via, la pace, l'armonia, la bontà. L'intera umanità governa come credi. Sei l'unico padrone, sei il Signore. Il pane con sudore, dammi oggi, e la salute, siccome la virtù m'hai già donato. Poiché m'hai perdonato, fuggo la tentazione per una comunione universale. Libera da ogni male il regno cristiano. Aiutaci, Arcano Onnipotente.
In un ramo ho visto 3 rose, allegre e piene d'amore, tutte di bellissimo colore, che a guardarle rallegrano il cuore. Ce n'è una con le foglie soavi, l'altra rossa, color d'alabastro, una bella bianca, delicata, con foglie preziose, a forma di limone. Ho visto in un ramo 3 rose, che erano cose da perdere il senno. Non ne sono nate così, in nessun giardino. Sono un esempio di grande meraviglia. Dal basso sorge un bel ramo, frondoso fino alla cima, tutto uniforme. A guardarle sono quasi un sollievo, che abbaglia ogni persona che le guarda. Starai qui tra le mie braccia e io ti cullerò, ti stringerò, ti scalderò. In me troverai conforto, sostegno, forza. Per te ci sarò sempre,
Sarò sempre pronta. Ovunque io ti aspetterò. Seguirò i tuoi passi, i tuoi movimenti, i tuoi sogni, i tuoi desideri. Per te ci sarà il sole, quello alto e caldo, pronto a scaldare le tue attese e il tuo vivere. Ti porterò a Santo Francisco, all'imbrunire, e potrai pregare, potrai domandare, potrai ristorarti. Tra le mie braccia sarai al sicuro e canterò per te le cose più belle.
Grazie. Sono stati fantastici, ovviamente fantastiche voi del coro, l'orchestra è stata meravigliosa, a un certo punto è partito il violino e ti ascoltavo incantata e siete stati proprio pazzeschi, quindi un grande applauso a loro perché hanno fatto un lavoro bellissimo, anche il lavoro sui testi è stato secondo me fenomenale. Perché non è stato lungo, è stato comunque molto evocativo, incisivo, siete stati veramente bravi, quindi complimenti alla vostra professionalità. Allora, io mi preme ringraziare la Fondazione di Sardegna e tutti gli sponsor. C'è stata una grande risposta ad Orgali nel paese di persone, di aziende che hanno voluto partecipare a questa serata. Voi capite che ci sono dei costi molto importanti per fare una serata del genere, per cui grazie a tutti gli orgalesi che hanno dato la possibilità a me e al Corilune di essere qui stasera e fare questo tipo di progetto molto complesso. Grazie. Niente, chiudiamo in musica, rifacciamo Tempus Pro Nois e poi ci andiamo a casa. Grazie ad Alberto R, Rock House Blue Studio, il fonico numero 1 in Sardegna, che stasera è qui con noi. Grazie a tutti i tecnici, Gesuino, Cisco, che hanno lavorato.